non solo nelle facoltà sanitarie. Il professor Sirigu è stato anche direttore del Dipartimento di Citomorfologia e poi di Scienze Biomediche, del quale mi onoro di far parte. Grazie professore, adesso dovremo fare lo switch dello schermo. Vi avviso anche che forse ci sarà qualche breve cambiamento del programma, qualche piccolo cambiamento del programma negli orari che vedete, ma comunque rimarremo nello stesso orario generale. Adesso vorrei dare la parola per un altro saluto da parte di una persona che è venuta a trovarci dal paese della Sardegna, al centro della Sardegna, del quale il professor Luigi Cattaneo, che oggi appunto celebreremo insieme agli argomenti scientifici. Il professor Cattaneo era cittadino onorario. Di quale città sto parlando? Olzai. Voi vi starete anche chiedendo perché? Perché Olzai ha un collegamento molto forte con la scuola anatomica cagliaritana, che adesso ci dirà la sindaca di Olzai. Venga. Grazie per essere qui. Buon pomeriggio a tutti, grazie al dottor Truccas per l'invito. Io sono veramente onorata di essere qui questo pomeriggio tra voi e davvero, credetemi, non potevo essere da nessun'altra parte, dovevo essere qui. Frugando tra le carte in comune, io ho potuto leggere con molta attenzione la delibera, una delibera meravigliosa, fatta veramente in maniera impeccabile, che in un secondo momento vi farò avere, perché merita davvero che voi l'abbiate qui. Onorata di essere qui per ricordare l'importanza del professor Luigi Cattaneo nel campo medico dell'anatomia e onorata di averlo come concittadino di Olzai, per aver dato il giusto valore e merito all'illustre olzaese Francesco Antonio Boi, che con la collaborazione dell'artista Clemente Susini produssero in cera quelle meravigliose riproduzioni anatomiche che oggi sono conservate al Museo di Cagliari. Fu con delibera numero 71 del 19 dicembre 1978 che al professor Luigi Cattaneo, insieme al professor Bruno Zenobio, fu conferito il più alto riconoscimento della municipalità di Olzai, la cittadinanza onoraria, per aver valorizzato l'opera dell'olzaese professor Francesco Antonio Boi con studi di particolare pregio scientifico e storico. Di quella delibera, ormai di valore storico, voglio ricordare alcune parti sulla figura dell'olzaese professor Francesco Antonio Boi e dei due cittadini onorari. Di Francesco Antonio Boi, nato ad Olzai nel 1767 e deceduto a Cagliari il 15 maggio 1850, primo cattedratico di anatomia nell'Università di Cagliari, l'allora sindaco, avvocato, professor, dottor Costantino Murgia, ricorda la modesta origine, gli enormi disagi che ha dovuto affrontare per portare avanti i propri studi e con quale coraggio e determinazione si rese indipendente dalle fazioni che allora imperversavano nella comunità di Olzai e nell'intero regno. Dice il sindaco: ritengo che questi comportamenti, riferendosi al professor Francesco Antonio Boi, siano ancora oggi ricchi di insegnamento, almeno per chi attribuisce alla cultura ed alla scienza non la funzione di creare condizioni di egemonia a favore di questo o quel gruppo sociale, ma quella di elevare il livello di coscienza del popolo e di tutti i cittadini. Aggiunge: senza adeguate condizioni di libertà non esistono arte e scienza, e senza un robusto tessuto culturale e scientifico non può esistere vera libertà. E aggiunge ancora: proprio alla scienza Francesco Boi, Luigi Cattaneo e Bruno Zenobio
hanno dedicato con passione ed amore la loro esistenza e completa con. Noi oggi li accomuniamo con orgoglio sotto un unico segno, quello della comune cittadinanza di una comunità che nei confronti degli uomini di cultura ha sempre mostrato profondo rispetto, riuscendo ad esprimere nel proprio seno, in ogni tempo, tante illustri figure che si sono distinte nei diversi campi di attività e che hanno tenuto alto il prestigio e l'onore di Olzai. Faccio mie in pieno queste parole e credo che quelle cittadinanze onorarie di Cattaneo e Zenobio abbiano completato e rafforzato il prestigio e l'onore di Olzai, che anche se oggi in sofferenza di spopolamento considera la cultura in tutte le sue espressioni una sua principale priorità e un punto di forza. Voglio per ultimo ricordare le significative e corali parole con le quali il professor Luigi Cattaneo accolse la cittadinanza onoraria. Disse: «È con gioia che oggi posso dire, miei concittadini di Olzai, perché è da oggi che mi è concesso il privilegio di essere sardo, anzi sardo barbaricino di questo antico paese, custode delle più vere e nobili tradizioni della affascinante terra di Sardegna. Sardegna alla quale mi lega un affetto profondo e che considero essere mia seconda patria per aver avuto modo, grado grado, di scoprirla e amarla. Di queste persone e di questi valori, valori universali, della libertà fattrice di scienza e della scienza fattrice di libertà si parla oggi in questo convegno in tributo al professor Luigi Cattaneo. Come amministrazione comunale comunico il doveroso patrocinio del Comune di Olzai e saluto cordialmente tutti i convenuti. Grazie. Grazie Maddalena Aus, sindaca di Olzai, per questa bella storia che ci ha raccontato. Quindi direi che possiamo cominciare i lavori